Mancano supplenti per i periodi brevi, cioè 3 giorni alla settimana. Adesso che andiamo incontro alle influenze saranno quelle supplenze da 7-8 giorni così. Detta così rende poco la difficoltà che questa situazione crea al mondo della scuola trevigiana. Senza supplenti e con docenti in malattia il risultato per studenti e famiglie è davvero pesante. Non possiamo vivere ogni giorno, sembra di essere in un campo di battaglia con il numero dei morti. Adesso stamattina in un plesso me ne mancano 5 insegnanti. Si sono ammalate, posso mica punirle perché si sono ammalate. Con il risultato che? Si cerca di risolvere sdoppiando le classi, cercando di mettere in sorveglianza se c'è qualche collaboratore per un'ora, due, non per più ore, però cercando il più possibile di salvaguardare l'andamento scolastico, però in queste condizioni è difficile. E le liste dove andare ad offrire un'occasione di lavoro sono esaurite. Non troviamo nessuno disponibile a fare supplenze, abbiamo finito le graduatorie e abbiamo finito anche i MAD. I MAD sono le domande di messa a disposizione di chi non è in graduatoria, si mette a disposizione. Abbiamo finito anche quelle e non abbiamo trovato nessuno praticamente e dobbiamo arrangiarci alla meglio. Per questo dal preside Chiarparin l'annuncio cercasi supplenti disperatamente. Non lunghi periodi, ma sicuramente occasioni, soprattutto per giovani laureati, di sperimentare l'insegnamento entrando nel mondo della docenza. L'importante, sottolinea il preside, è volerlo fare. Il problema di fare le supplenze brevi c'era sempre, solo che qualche anno fa c'era molta più disponibilità a volerle fare. Adesso, almeno all'epoca mia, ci spostavamo anche per un giorno, anche per 2 giorni. Quando mi hanno mandato in ruolo, il primo posto che mi hanno dato, non ho chiesto dove, mi hanno dato Pieve di Soligo, Castelfranco e Treviso, o così o così. Però prima si accettava la supplenza, dopo si domandava come, dove e quanto. Adesso si chiede dove, come, quanto, se è difficile, e dopo si sceglie di non farla.